base anno sulla somma non versata per i giorni che intercorrono tra la data del dovuto versamento e quella dell'effettivo pagamento. La seconda proposta è di non pagare la prima rata solo nella parte relativa allo Stato e pagare quella relativa al Comune. Lo scopo di questo testo è di far mancare le risorse allo Stato centrale, ma non al Comune che si vuole invece continuare a beneficiare. Quindi si tratta di prendere l'F24 elaborato dal capo del commercialista e di individuare i codici di tributo 3915, 3917 e 3919 e non riportare sul nuovo F24, dove verranno riportati solo i codici di tributo 3912, 3913, 3914, 3916, 3918 e le relative somme. I codici di somme relative al primo acconto del codice di tributo 3915, 3917 e 3919 verranno conservate per essere pagate nel secondo acconto di dicembre con il calcolo della sanzione dell'interesse. Terza proposta, pagare la prima rata al solo Comune, inglobando nella parte del Comune anche la somma che andrebbe versata allo Stato. Lo scopo di questa proposta è quello di esprimere la massima insofferenza dei cittadini e degli enti locali nei confronti dello Stato centrale, che si dimostra sempre più cieco alle esigenze dei contribuenti dei territori dove vengono prelevate le imposte. Si tratta quindi di individuare nell'F24 compilatoci dal capo del commercialista le somme dovute, se ovviamente sono presenti, per il codice 3915 e sommarle l'importo relativo al codice 3914, ovvero sono le somme dovute per terreni agricoli. Con questa azione tutti i soldi dovuti a titolo di imposto sui terreni agricoli saranno versati al Comune e niente verrà versato allo Stato centrale. Codice 3917 e sommarla dell'importo relativo al codice 3916 sono le somme dovute per le aree fabbricabili. Con questa azione tutti i soldi dovuti a titolo di imposta per le aree fabbricabili saranno versati al Comune e niente sarà versato allo Stato centrale. Codice 3919 sommarla dell'importo relativo al codice 3918 sono le somme dovute per altri fabbricati. Con questa azione tutti i soldi dovuti a titolo di imposta per gli altri fabbricabili saranno versati al Comune e niente sarà versato allo Stato centrale. Con questa azione di fatto non si commettono violazioni di legge, ma al massimo ci saranno delle indicazioni dei codici utilizzati per il versamento dell'imposta. A fronte dunque del pagamento effettuato con codici diversi, la richiesta di un successivo pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate si neutralizzerà offrendo prova del versamento effettuato con contestuale istanza di sgravio dell'importo e dell'eventuale sanzione. La proposta non servono quindi per filare su missione di sorta, ma semplice errore nell'individuazione dei codici tributo utilizzati per il versamento. Quarta e ultima proposta, versare tutto il Comune ma tramite bonifico sul suo conto corrente che non sia il conto corrente della tesoreria. Versare l'intera somma dovuta anche alla parte spettante allo Stato direttamente al Comune utilizzando un conto corrente di ricatto intestato a quest'ultimo. Nella pratica si tratta di fare preventivamente quanto descritto nella terza proposta e poi fare un bonifico dell'intera somma al Comune. Poi, se per una raccomandata con avviso di ricevimento, si comunica al Comune allegando la copia del bonifico che la somma spedita allo stesso è dovuta per IMU, divisa per i codici di cui sono. Possiamo tutti capire che questa quarta proposta, la più dirompente, potrebbe essere soggetta a sanzione, perché in questo caso si è consapevolmente evitato di pagare all'intestato la somma di dovuta, mentre nella terza ipotesi il contribuente si trincera dentro un errore di utilizzazione di codici, ma è indubbiamente la proposta più forte di tutte. Evidentemente tutte queste proposte, che non intendiamo fare nostre, ma che sono state fatte e sono anche in alcuni casi state pure attuate, mi risulta pure in comuni limitrofi, sono sintomo di un'insofferenza, di un disagio, di una grave situazione di eccessiva tassazione nei confronti dei cittadini rispetto ad un bene, come è stato descritto pure nelle premesse, che costituisce parte essenziale e fondamentale del patrimonio dell'individuo, siccome costituzionalmente garantito. E alla luce di queste considerazioni che pertanto si chiede di esprimere al Consiglio Comunale condivisione verso le considerazioni riportate in premessa e condivisione pure per le proposte di protesta pacifica sopraindicate, quale utile strumento di sensibilizzazione del governo e dei cittadini nei confronti dell'imposta denominata IMU, e di manifestare la partecipazione ai problemi che l'introduzione dell'UMA ha generato, sta generando, impegnando il sindaco e la giunta comunale ad attivarsi con tutti gli strumenti e le modalità necessarie affinché sia riportato nelle sedi opportune il desiderio che il relativo gettito di spettanza dei comuni sia mantenuto in loco, evitando l'inutile ed incerto meccanismo del trasferimento della cassa centrale a quelle periferiche ove le imposte sono state riscosse. A trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Presidente di Camera e Senato, al Presidente della Regione Veneto, nonché al Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Evidentemente la scadenza del 18 giugno è stata scorsa, si aveva già precedentemente,
Ciò non toglie che, nonostante le promesse del governo di ripristinare, diciamo, la territorialità del tributo a partire dal 2013, ci troviamo di fronte a parole e non a fatti, ed è per questo che si chiede al Consiglio Comunale e alla Giunta e al Sindaco stesso un impegno per far sentire la voce, la protesta e, perché no, anche il desiderio di questa città affinché gli impegni siano mantenuti. Dichiaro aperta la discussione. Sono interventi? Capogruppo Torno, prego. Capogruppo devo naturalmente, come ho fatto precedenza, apprezzare il lavoro e il tempo che lei ha dedicato a questo argomento, però dico sostanzialmente che la libertà del consigliere di muoversi in un certo modo e di esprimere un atteggiamento o delle azioni è una prerogativa che deve essere conservata. Io sinceramente l'avrei posto dal punto di vista personale in modo diverso, e le ho anche anticipato alcune riflessioni che questa maggioranza che rappresento come capogruppo, e quindi come questa sera esprimo alcune considerazioni sul suo ordine del giorno presentato e a cui chiede la condivisione. È chiaro che cito che quali disagi il posto municipale provochi. I nostri uffici da novembre si sono districati una serie di norme, di diverse interpretazioni e così via. È chiaro che pur anche dal nome municipale poco questo va a vedere come le scelte delle municipalità, e credo che anche i comuni poco ne vogliono. E mi ero anche messo, ci eravamo anche messo a vedere se potevamo arricchire o contribuire a questo ordine del giorno, però sostanzialmente i nostri interventi sarebbero andati nelle sue proposte, cioè a intervenire nelle proposte. Vi dico che sostanzialmente questa amministrazione non vuole porsi in contrasto diretto con la normativa, ma in particolare vuole porsi in contrasto con i cittadini facendo un'azione, che è quella magari di condividere alcune considerazioni che lei fa, e poi nel prossimo futuro dover essere anche quell'ente di controllo che, siccome abbiamo condiviso che devi pagare, paghi in una certa maniera o non paghi, o fai versare in un conto o in quell'altro, questo mette in moto da parte dell'amministrazione, particolarmente degli uffici tributi, azioni che vanno nel senso contrario, cioè sostanzialmente noi dovremmo, come dice lei cita, aprire dei contenziosi oppure aprire delle sanzioni nel modo in cui l'imposta è stata versata o ritardata o pagata in modo ritardato o in modo non consono a quello che prevede il decreto legge. Quindi le voglio anche confermare, come è stata più volte anche detto questo Consiglio Comunale in altre occasioni, che l'impegno del Sindaco, sia della Giunta, degli uffici comunali, ma anche di questa maggioranza, di porre particolare attenzione all'evoluzione e allo sviluppo di questa materia, perché sicuramente ci saranno
gli aspetti evolutivi che riguardano la norma e che il nostro sindaco, l'amministrazione comunale sicuramente ha fatto e farà azioni su questo fronte. Quindi attiverà tutte le iniziative che rendono meno gravosa l'imposta nei confronti dei cittadini. Però non abbiamo trovato, non abbiamo avuto modo di poter incidere perché la nostra azione, i nostri contributi non andavano completamente a stravolgere, cioè quello che lei dice che le proposte sono tutte legittime o percorribili o dalla nostra parte questo non sta proprio qui in terra. Quindi così stante le questioni non possiamo fare subito e il suo. Prego, una brevissima precisazione, non vorrei come dire, aver indotto in errore il capogruppo Tonon nella esposizione dell'ordine del giorno. Non si dice e non si chiede di adottare quei comportamenti, si citano 3 proposte che sono state fatte, 4 proposte scusate, che sono state fatte nella società civile da diversi movimenti e quant'altro, che sono emblematiche di come la cittadinanza italiana ha reagito in varie parti del territorio alla imposta municipale sugli immobili. Queste reazioni, quelle proposte che non si vogliono far proprie, ma che comunque esprimono una protesta, esprimono un disagio, ed è la protesta e il disagio che si vuole condividere, non l'azione nel concreto. Capogruppo Tonon. Sì, ma proprio questa precisazione sta nel fatto che liberissime, qualsiasi dalle associazioni di consumatori, qualsiasi altra associazione che si muove per titolo e intraprende azioni di questo genere, liberissime, riteniamo che un ente pubblico come l'amministrazione comunale, che è legata nel territorio a far valere le ragioni delle regole dello Stato, diventa sicuramente più impervio, sicuramente meno fattibile una cosa di questo genere. Passo la parola al sindaco per chiudere la discussione. Noto che nella clausola dell'ordine del giorno si chiede al Consiglio Comunale di esprimere condivisione verso le considerazioni riportate in premessa. Allora, la lunga premessa letta dal capogruppo Borin propone sostanzialmente 3 soluzioni: non pagare la rata e regolarizzarla con la seconda. È una premessa, capogruppo Borin. Tutto ciò che è prima della prima premessa è già ammessa. La seconda è di non pagare la prima rata solo nella parte relativa allo Stato e pagare quella relativa al Comune, e la terza pagare la prima rata solo al Comune, inglobando la parte del Comune attraverso una che andrebbe versata allo Stato. Io personalmente non credo di sposare un po' le opinioni anche della maggioranza e che non possiamo condividere questa promessa, ma magari il risultato finale, che è quello di impegnare il sindaco sotto il profilo politico in armonia con conferenze di sindaci d'Italia, che Roma cambi le regole del gioco e ritorni al comune ciò che è veramente municipale, sì, ma che si chieda di condividere questo tipo di premessa, no, ma le ragioni sono anche semplici. Fino al 1989 quello che oggi lei propone di fare, ma non al Quisque del Popolo, quando propone il Consiglio Comunale, è di disobbedire alle leggi che hanno carattere tributario. Allora fino al 1989 la Corte di Cassazione diceva addirittura che aveva carattere penale questo tipo di disobbedienza, integrava fino a 6 mesi a 5 anni di reclusione. Oggi lei lo sta chiedendo al Consiglio Comunale di impegnarsi a fare questo, istigare i propri cittadini a non pagare le tasse, a pagarle in ritardo. Allora, dopo il 1989 è vero, questo atto non è più considerato penale, ma perché il fatto che questo tipo di legge non sia penale non è una buona cosa suggerirlo al sindaco, alla giunta, al Consiglio Comunale di
suggerirlo a loro volta sostanzialmente ai propri cittadini. Per cui io ritengo che l'approvazione di questa premessa sia assolutamente inaccettabile. Noto anche peraltro un problema proprio di natura operativa che dà origine alla responsabilità erariale. Se da un lato l'impegno che lei chiede al sindaco e alla giunta è quello di dare un indirizzo politico, magari anche ai propri dirigenti, ai propri organi, no? Ma forse ho capito male, lei lo suggerisce solo ai cittadini, magari i dirigenti non sono cittadini, ma comunque lei sta dicendo di non pagare, di pagare in ritardo, eccetera. No, peraltro, se questo è l'indirizzo politico del comune di Caorle, a livello amministrativo, da un lato ci troviamo nella situazione in cui i dirigenti a un certo punto dovrebbero iscrivere al ruolo e andare contro per fare un incasso coattivo di capitale, di multa, sanzioni e interessi, perché altrimenti il dirigente ha la responsabilità erariale. Allora da un lato il sindaco e la giunta dicono di non pagare, dall'altro il dirigente però fa iscrivere l'ipoteca sui beni del cittadino. Quindi io credo che siano entrambe due motivazioni per le quali non possiamo dare un favorevole a questo ordine del giorno. Prego, Capogruppo. Sì, noto che in effetti la continuità rispetto al sindaco che se n'è andato a casa, l'attuale sindaco cerca di mantenerla anche nel voler attribuire espressioni o quant'altro che in realtà non sono state espresse almeno dal consigliere del Bologna. Lo precisavo al capogruppo Donò, che forse ha capito, a differenza di quanto dimostra di aver fatto il sindaco, non si propone di adottare comportamenti illeciti né omissivi di versamento di imposte o tributi che siano. Si vuole solo sensibilizzare attraverso una delibera del Consiglio Comunale e gli organi sovraordinati su problemi che sono stati evidenziati anche da proposte formulate nell'ambito della società civile. Il corpo, per capirci, perché evidentemente bisogna condurre per mano chi non è capace di cogliere a prima occhiata il tema, è quello di sensibilizzare, quindi si fa a luce di un tanto, si ritiene utile e necessario far sentire la voce dei cittadini del comune e delle regioni a statuto ordinario anche attraverso dei libri di consiglio comunale che richiamino l'attenzione sui problemi generati dall'introduzione dell'IMU e muovano delle proposte di mantenimento in loco dei getti per rispettanza dei comuni, evitando l'inutile di un certo meccanismo del trasferimento dalla cassa centrale a quelle periferiche ove le imposte sono state riscosse. Questo è il tema. Le proposte sono meramente esemplificative di come la società civile ha reagito a questa odiosa imposta. Poi prendo atto, e ci mancherebbe altro, un ordine del giorno, si chiede la condivisione, se non è condiviso, pazienza, voteremo no. Lascia la parola al sindaco. No, io ho capito perfettamente quello che lei ha detto e anche quello che ha scritto. E vedo che chiede di approvare un ordine del giorno dove ci sono scritte tante cose. Allora, laddove lei richiama l'articolo 42 della Costituzione, il 47 della Costituzione, il 29 della Costituzione, il 53 della Costituzione, sì, lo condivido, perché norma dello Stato, noi siamo istituzioni. Tutto quello che lei dice dopo sul rilevato si può anche condividere, perché giustamente va a confrontare il discorso casa con il discorso fondazioni bancarie, perché l'esenzione alle fondazioni e non l'esenzione alla casa. Tutto il resto è sbagliato, però non si può incitare proponendo 3 soluzioni, chiedo scusa, tutte sostanzialmente illegali, al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco. E noto anche un'altra cosa, perché lei oggi sta chiedendo di non pagare l'IMU, un IMU che il Comune di Caorle ha nella prima casa 0,3 e sulla seconda, cioè su ciò che non è prima casa a 0,91. Quell'IMU che lei stesso ha votato in Consiglio Comunale. Allora lei sta dicendo di no, io le do lettura, abbiate pazienza perché so che fa caldo, Non Presidente del Consiglio Comunale le darà la parola nuovamente, mi lasci finire, io non l'ho interrotta io, non mi pare di averla interrotta, allora mi lasci finire. L'anno 2012, il 19 marzo, alle ore 17, in questo centro civico, lei, presente, di fronte all'approvazione dell'IMU, ha dato voto favorevole alla sua copia a predisposizione.
Ma le dico di più perché il componente della sua stessa lista di minoranza, che allora era capogruppo, quando il Presidente del Consiglio Comunale gli ha dato la parola, sì per la dichiarazione di voto, noi, avendo già votato nello scorso Consiglio Comunale favorevolmente rispetto alle aliquote, alla delibera che stabiliva le aliquote sulla prima casa e sulle altre categorie, anche in questo caso voteremo a favore. Oggi sto sentendo esattamente il contrario, però. Dichiaro chiusa la discussione. Mettiamo... Prego, Capogruppo. Io chiedevo semplicemente al sindaco una cosa di semplice e anche sbrigativa soluzione. Se lei faceva riferimento all'adozione dell'IMU o alle aliquote alle mentre io vi riferivo che non ho votato l'istituzione dell'IMU. Quindi l'equivoco è facilmente anche risolvibile in questi termini, senza tanti comportamenti piccati che poi alla fine lasciano il tempo che trovano. Concludiamo, mettiamo in votazione l'11° punto all'ordine del giorno. Favorevoli? 2. Contrari? Astenuti? 1. Sono interpellanze? Questa è risposta scritta sulla regolare convocazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale per la gestione della casa di riposo Don Moschetta. L'articolo 16 dello Statuto dell'azienda speciale per la gestione della casa di riposo Don Moschetta stabilisce che il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma nella sede dell'azienda speciale in seduta ordinaria almeno una volta al mese. Ci risulta che fino al mese di marzo 2012 il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale per la gestione della casa di riposo Don Moschetta si è riunito almeno una volta al mese, deliberando sugli argomenti posti di volta in volta all'ordine del giorno delle riunioni. Dal giorno 7 marzo 2012 però ci risulta che il suddetto Consiglio di amministrazione non è più stato convocato per circa 3 mesi, ovvero fino alla recente riunione di giugno 2012. Poiché in passato vi è stata regolarità mensile delle riunioni, quindi nella trattazione di temi che riguardano la gestione dell'azienda speciale per la gestione della casa di riposo, si chiede al sindaco del comune di Cagliari di conoscere in merito quali siano state le ragioni di una sospensione così anomala della convocazione del Consiglio di amministrazione dell'ente in questione per ben 3 mesi e se questa giunta intende, nel caso quando, adeguare l'articolo 40 dello statuto della stessa casa di riposo in ragione delle novelle normative in merito al servizio di tesoreria da adottarsi con delibera di Consiglio. La seconda interpellanza aveva ad oggetto il tema commercio abusivo. Più venditori abusivi che turisti a Cagliari. In spiaggia ci sono più venditori ambulanti che turisti. Si presenta così la situazione, divenuta ormai insostenibile, dell'arenile che finalmente inizia a riempirsi dei primi bagnanti. Così titolava un articolo apparso sul quotidiano La Nuova Venezia dello scorso 16 giugno 2012. Scriveva la giornalista: in spiaggia ci sono più venditori ambulanti che turisti. Si presenta così la situazione divenuta ormai insostenibile dell'arenile che finalmente inizia a riempirsi dei primi bagnanti. Colanine, asciugamani, un catalogo di piccole offerte per tutti i gusti che ormai sembra aver perso totalmente il controllo, invadendo la spiaggia da elevate ampiamente. Come se non bastasse, oltre all'ambulante che passeggia indisturbato tra i ombrelloni con la frequenza di circa 1 ogni 2 minuti, sulla spiaggia ci sono anche vere e proprie bancarelle che occupano i intendimenti del bagnasciuga. La situazione descritta nell'articolo di giornale citato, però, non tiene conto di quanto ogni giorno si può constatare anche lungo il solco della nostra città, ovvero l'isola pedonale, che risulta particolarmente frequentato da venditori di giocattoli e quant'altro di dubbia legittima provenienza, anche sotto il profilo della sicurezza dei prodotti. Per contro, legittimi e locali imprenditori che offrono un servizio lungo l'arenile vedono anno dopo anno limitata la loro possibilità di commercio, come è avvenuto per i cosiddetti carretti di gelati, che esercitano l'attività in forma itinerante lungo ridotte e logicamente circoscritte aree dell'arenile. Alla luce tutt'altro del fatto che la situazione descritta è reale e poco consona a rispondere all'esigenza di promuovere una moderna e sicura località balneare come è la nostra cittadina, al di là di accordi con l'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 65 del 1986, si chiede al sindaco del comune di Cagliari di conoscere in merito quali siano le azioni intraprese
o allo studio di questa amministrazione e quali forze e risorse intende impiegare per contrastare lo spiacevole e illegale fenomeno sopra descritto, offrendo contestualmente pure soluzione alle problematiche connesse allo svolgimento delle attività legittimamente autorizzate di vendite itineranti di gelati in nulla da dire Caoro. Terza e ultima interpretanza, sempre con richiesta di risposta scritta, avente ad oggetto San Gaetano, una frazione irraggiungibile a causa dei lavori del condotto fognario. Nei primi giorni del mese di giugno, l'ASI ha iniziato dei lavori di posizionamento delle vasche necessari al raccordo delle fognature che, oltre alla presa dei cavi, dovrebbero condurre l'acqua da trattare al depuratore del capoluogo passando per la frazione di San Gaetano. Nello specifico, i lavori hanno interessato la strada denominata di Elvio, San Gaetano, che costituisce la principale diretta arteria di collegamento della suddetta frazione al capoluogo. Si risulta che nell'ambito di un incontro pubblico dei primi di giugno, l'assessore ai lavori pubblici avesse assicurato alla popolazione della frazione di San Gaetano e agli operatori economici del posto una rapida esecuzione degli interventi in questione nel giro di una settimana. Nonostante ciò, a distanza di 3 settimane da allora, i lavori non sono ancora conclusi, la strada è tuttora chiusa. La situazione genera un notevole disagio alla popolazione locale che si vede costretta a percorrere in più per raggiungere il centro di Caule, gli uffici pubblici e i principali servizi. Gli operatori economici, inoltre, nel periodo di maggiore afflusso turistico si vedono privare la possibilità di intercettare avventori e clienti che a causa dell'interruzione della via pubblica vengono dissuasi dal raggiungere la mena frazione di San Gaetano. La soluzione descritta comporta dunque disagio alla popolazione e danni agli operatori economici, in un momento già aggravato dalla difficile congiuntura che tutta l'economia sta vivendo. Alla luce di un dato si chiede all'amministrazione comunale quanto tempo ancora i lavori suddetti dureranno, per quanto tempo stringeranno alla chiusura della strada, se vi sono soluzioni alternative alla stessa e quali soluzioni mitigare o compensare il disagio e i danni subiti e subendi dei residenti di San Gaetano e degli operatori economici della suddetta frazione. Sì, grazie, avevo preparato l'interpellanza con risposta scritta sullo stato dell'intervento di riqualificazione del comparto 1 Piazzale Colombo. Un delibera del Consiglio 7 del 14 aprile 2009 la variante al piano denominato piano di valorizzazione turistica delle aree di proprietà comunale. Tra le motivazioni sotto l'amministrazione comunale della natura prettamente turistica del territorio si rilevava nella delibera del Consiglio Comunale numero 19 che la progettuale pubblico riferimento alle esigenze in ordine a parcheggi ed alle aree a verde. Con la delibera contestiamo la legittimità, ceduti alla società Marina Verde SRL 52 posti auto e compresi all'interno del tracciato 79 posti auto costruito fra via Vespucci. La comunale numero 5 del 2009 ad oggetto Tua Piazzale Colombo si faceva notare nella bozza di convenzione all'articolo nella bozza di convenzione commi 8 e 9 si dava atto che con riferimento all'esecuzione delle opere da realizzarsi sulla proprietà comunale il Comune conferisce espresso mandato alla proponente in qualità di soggetto attuatore del CUA ad assumere la veste di stazione appaltante e governare l'intera procedura di evidenza pubblica, ivi compresa la stipula del contratto di appalto nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Va osservato tuttavia, continua questa delibera di giunta comunale, che con il terzo correttivo del codice dei contratti pubblici è definitivamente esclusa la possibilità, a suo tempo adombrata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che sia il privato stesso a gestire la gara per conto del Comune. Commi 8 e 9 dell'articolo 4 della Convenzione devono pertanto ritenersi superati. Siamo perciò a chiedere